Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle dice che è un dramma, la situazione è drammatica. Non siamo sicuramente l'unica ancora di salvezza, ma siamo tra le prime ancore di salvezza. Metteteci alla prova, non possiamo promettervi nulla, non possiamo fare delle promesse false in campagna elettorale. Possiamo promettere l'impegno, possiamo promettere la coerenza, possiamo promettere sicuramente che i nostri soldi andranno a fare un qualcosa di utile, che non resteranno allo Stato ma andranno a fare qualcosa di utile per i cittadini. La battuta che mi viene in mente è questa: quando il cavaliere Berlusconi, quando il professor Monti, con una freddezza da ragioniere, una freddezza estrema da ragioniere, ci dice che vede la luce in fondo al tunnel, secondo noi è un treno che ci sta arrivando addosso, e quindi è l'ultima occasione veramente per poter fare qualcosa. Frequentateci, venite ai nostri comizi, venite ai nostri banchetti. Il 7 avremo Beppe Grillo a Udine, vi aspettiamo sicuramente, non vi chiediamo il voto, vi chiediamo di fidarvi un po' di queste persone che si stanno mettendo in gioco, dai censurati, di persone che si stanno mettendo in gioco con delle idee, di persone che si stanno mettendo in gioco e parlano non soltanto di lavoro, sicuramente importantissimo, non soltanto di ripresa, sicuramente importantissimo, ma ricordiamo anche che non serve sempre crescere. Parlano anche di istruzione per i nostri giovani e soprattutto anche di agricoltura. Fratelli d'Italia.